Che cosa è successo nel 1866? Beh, il 21 e il 22 ottobre del 1866 tutta la popolazione del Lombardo-Veneto, che non era ancora stata annessa al Regno del Piemonte, come la Lombardia, è stata chiamata alle urne, quindi le attuali 7 province venete più Mantova, più Pordenone e Udine. Allora, in generale, sembra un portato della democrazia chiamare la gente a consultazioni popolari. In realtà questo plebiscito era l'ennesimo che si teneva in una lunga serie. Questi plebisciti dovevano chiedere l'avallo della popolazione alla prospettiva di essere uniti all'Italia, nel caso del Veneto con una specificità, in quanto non si chiedeva ai veneti a quale Stato avrebbero potuto appartenere, ma si chiedeva di votare un'autodichiarazione di annessione al Regno d'Italia. Quindi la domanda, un quesito sibillino, diciamo. No, non era sibillino, era chiarissimo, siamo italiani, quindi la prospettiva era dare il biglietto del sì o dare il biglietto del no, in quanto si votava con biglietti separati su urne separati e si veniva registrati su registri separati, quindi tutti quelli che votavano no erano schedati.